detto, la composizione delle liste è sempre il frutto di tante cose, il cui esito non sempre fa giustizia di quelle che sono le aspettative di tutti. Mi auguro, come è avvenuto anche nel passato, si comprenda questa situazione, che poi tutti quanti insieme possiamo lavorare al meglio. Non è facile comporre le liste elettorali. Il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella, lo ripete spesso, cosciente del caso aperto a Venezia per l'esclusione dei due parlamentari uscenti Andrea Ferrazzi e Nicola Pellicani. Nel collegio Belluno Treviso-Venezia, al Senato, accanto al segretario regionale del partito, ci saranno l'ex sindaco di Macerata Anna Sozza, Matteo Cappelletto, sindaco di San Biagio di Callalta e Vania Malacarne. Al proporzionale della Camera, Rachele Scarpa, Piero Fassino, Maria Teresa Menotto e Roger Domenech. Ferrazzi e Pellicani hanno affidato ai social network l'amarezza per l'esclusione. Mi aspettavo un esito diverso e sono sinceramente amareggiato, ha scritto Ferrazzi. Mi resta la certezza di aver dato tutto quello che potevo e di aver svolto il mio compito con quella disciplina e onore richiesta dalla Costituzione. Bisogna sempre tenere presente tanti criteri e bisogna tenere presente un criterio territoriale, anche visto che si tratta di liste nazionali, un equilibrio di messaggi politici che si intendono dare. E in Veneto con questa candidatura abbiamo voluto dare questo messaggio, un messaggio di apertura, un messaggio che guarda le nuove generazioni. Martella sottolinea l'importanza della candidatura della giovanissima Rachele Scarpa, 25enne trevigiana, capolista al proporzionale, già forte di 4.700 preferenze alle ultime regionali. Dopo di lei alla Camera c'è Piero Fassino e fuori rimane Nicola Pellicani. Il partito ha fatto scelte che non condivido, ha scritto Pellicani, dimostrando scarsissima attenzione per il territorio. Ci sarà modo e tempo per discutere del futuro di Venezia e del partito. Intanto lavoriamo per vincere le prossime elezioni. Qualche giorno fa il Partito Democratico Veneziano, con riferimento all'ipotesi di una candidatura dell'ex ministro ai rapporti col Parlamento ed ex esponente del Movimento 5 Stelle Federico D'Incà, si era mosso attraverso la segretaria comunale Monica Sambo e il segretario metropolitano Matteo Bellomo, chiedendo che la direzione nazionale desse un segnale forte, accogliendo le proposte emerse dal territorio, escludendo candidature paracadutate dall'alto.